alla Catalla. Fantastico. Sei pronto? Io sono pronto. Li facciamo acchianare? Sono già acchianati. Però li facciamo acchianare al ritmo di tarantella oggi, Tarantella a cefalù. Com'è sto microfono? Buono, È buono. un po' chiuso. Mi alzi un po' il volume sulla cuffia, per favore, Ma sai che è una figata partire così? Com'è? Una figata. Ti piace? Amore, ma che cos'è questo rumore? Ma chi? Lo saggio. Ma chi viene lo bagno? Potrebbe essere, sì. Aspetta un minuto che mi stai scannando. Piglio la segnatura. Ma no, dai. Amore, ma non è il caso che chiamiamo la polizia? Ma vai a controllare, Aspetta, ci caro con bagno. Aspetta, ma chi viene di qua? Chi viene? Chi viene? Oh papà, chi c'è? Chi viene? Ma chi è sta musica? Oh papà, mi cascavo, lo gli porto in gabinetto. Ti piace questa? Ok. Ciao, sei collegato su Radio Fantastica. Questa è Alla Catalla. Vuoi sei giocare normale. con noi? E completa la frase. Se fossi un animale, sarei di certo... Scrivi il tuo animale. Animale. Scrivi il tuo animale. Animale. Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro è da giocare, beati loro poi, se scambiano le offese con il bene, succede anche a noi, di farla in guerra ambire e poi la pace, e nel silenzio mio annullo ogni tuo singolo dolore. Giovanni Gianninoto dice: vorrei essere una tigre, bella, forte, feroce e soprattutto perché almeno i rompipalle tremerebbero solo a vedermi. Noi non abbiamo chiesto cosa vorresti essere. Cosa ti senti di Cosa essere? ti senti di essere? Se non sei una tigre, che animale sei? Ma dico io, Giovanni. Ma che animale sei, Giovanni? Nunzia Trovato dice: buongiorno Bedazzi, anch'io vorrei essere una tigre forte e feroce per tutte le persone che mi fanno male, almeno avranno paura di vedermi. Sì, l'argomento non è che animale vorrei essere, è se fossi un animale di certo Sarei. Ho scritto anche di certo sarei. Hai capito? Quindi completa la frase, no? Sì. Leva la musica, forse c'è la musica Aerosub, aspetta. La vuoi smettere, Nunzia, Giuseppe? aspetta, fammi parlare con Nunzia. No, vai. Non ridere. Allora, ascolta Nunzia, c'è una frase. Aspetta che la leggo perché così evitiamo. Ok. Cioè, è qua. Leggila per come Se sta fossi scritta. un animale, sarei di certo. Oh, Capito? capito? Ok, andiamo avanti, metti la musica. Vito Ragusa scrive: un leone che cammina a testa alta e che non ha paura di niente. Maria dice: vorrei essere un leopardo. Ecco, vorrei essere. Leva la musica. Maria, Maria, allora ascolta c'è una bene. frase che dice: se fossi un animale, sarei di certo... puntini, quindi devi completare questa frase, no? Quindi non è che animale vorresti essere, non c'è una domanda, dici sai vorrei essere, no. Se fossi un animale, di certo sarei quello che ti senti di essere, capito Maria? Metta la musica. Oggi tutto io hanno qui. Fabrizio Alberti dice: mi piacerebbe essere il grosso lardoso panda del film Kung Fu Panda a sfidare Pino Karate. Leva Tino musica. Karate, era Tino Karate, leva la musica. Allora, Mare, intanto era Tino Karate e quindi a fumare più picca, Mare, Esatto. partiamo di nuovo, è Tino Karate, Mare, Tino da Catino. E poi, dunque, non è mi piacerebbe essere il grosso lardoso panda, capito? C'è una frase da completare che dice: se fossi un animale, sarei di certo... Hai tutto il capito? giorno così, va Hai bene. capito Fabrizio Alberti? Metta Ok, musica. metta musica. Laura Castro, Cataria, dice: sarei un delfino libero, intelligente, scattante, avventuroso, ma anche dolce e docile. Basta, non se ne può più. Con no. questi antiforti satellitari è diventato impossibile. La famiglia sta morendo di fame. Ma dico io, ma tutte quante da Ciracar Service vanno? E certo, l'apparecchio non lo pagano, E infatti. pagano solo l'installazione. Sì. E chiama le fessi. Pacerino. Devo chiedere spiegazione, sai che faccio? Prima di andare in via Pataner Romeo, vado Romeo? sul sito www.ciracarservice.it e dopo sai come finisce? Come finisce, padrino? Addio Santino.
Ce l'ha promesso che è l'ultimo album che fa Max Pezzali, speriamo È non si tiri vero, è indietro vero. come L'ha certi dichiarato politici. lui, quindi boh, si apre secondo una me pizzeria da sport? potrebbe essere, Pizza non lo so. Pezzali. Pizza Pezzali. La pizza Pezzali non è male, eh? Una pezza di pizza, capito? Telefona a Pizza Pezzali 883 883. Giustamente, no? Pizza Pezzali, una pezza di pizza. È capricciosa? Margherita, 4 stagioni oppure fattoressa. Scegli la pizza che vuoi. Pizza Pezzali. Telefona anche tu a 883 883. Prova la pizza Maxi. Hanno ucciso l'uomo ragno. Prova anche la 4 stagioni Nord, Sud, Ovest, Est. E prova anche il calzone Sei un mito. Pizza Pezzali 883 883. Gianfranco, tu che animale sei? Sai che animale sono io? No, Un gattino. un Sai perché? gattino. Sai perché? Mai nudo che dice che sa c'è la pudera, la blattacolare, questo è nessuno. Ma perché giusto io a Quello la blattacolare, tigre, non lo l'altro so. il leone, io sono. Vedi se c'è uno che dice la pichera, che ne so, la pichera. La pichera. La pichera, È un che ne so, animale la che- lappera di Frinza. Oppure che giusto. ne so, l'anguilla da. L'anguilla che l'anguilla squilla. da fossa settica, per esempio, che c'è anche, vabbè. Una pantera, Marico Orlando, e Manuel Biz dice una tartaruga messa sotto una pianta che dorme tutto il giorno. Vabbè, voi invece se foste un animale, che animale sareste? Scrivetelo anche al 346 8724 877 oppure diventate amici della nostra fan page. Same bed, but I feel just a little bit bigger now. I sung on the radio, but it just sound the same. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and that your hand should have gave you all my hours. When I asked the chains, but she's dancing with another man. Beh, devo dire che non sapevo che Bruno Mars fosse di Palagonia. Capito? Lui da grande credo voglia fare, oltre che sicuramente un lavoro serio anche, ma credo che voglia anche bazzicare nell'ambiente radiofonico. È vero o così me lo sto immaginando sì, io? È vero, però tu così ti sei dato del non serio, perché allora Perché? il tuo lavoro non è serio. Ma che fa scherzi, certo, è una minchiata, non è che... Certo, no, ma vai, dai. In ogni caso voglio dire, Federico vuole bazzicare il mondo della radio, ha una voce che lo promette, ha anche un modo di usare la voce che probabilmente va bene, quindi insomma ancora è giovane, ha 16 anni, ma è un ragazzo che si farà, chissà che non lo sentiamo anche da queste parti un giorno di questi. Ciao a tutti, io mi sento un muletto, nel senso do spallet oppure do pisci, non l'ho capito, cioè, Giuseppe da Cireale, perché c'è un muletto che serve per chiamare i bangale, capito? Esatto. Si chiama muletto. Muletto. Oppure c'è un muletto, io che si piglia co conso, no co conso, con hai presente co pastone, no? Co pastoni, esatto, hai detto bene, co hai detto formaggiazzo. bene. Tu sai fare un formaggiazzo? Sei un esperto in queste ma cose. io? Tu dico- Ma quando mai? Vado anch'io in via del commercio 1 a Mister Bianco, anche se piove. Io ne sta cascando il cielo. It's a sky fall. La vuoi smettere? Sta cascando il cielo. Vabbè. Ok ragazzi, a domani. Ciao alla Catalla! Caruso, finito il programma e il signor Castiglia non mi fece ingannare.